Il Veneto deve essere preparato ad affrontare determinate sfide future. Per questo la CISL presenta un documento ai candidati che una volta eletti dovranno governare. Un documento di riflessione in occasione della campagna elettorale delle elezioni, ma soprattutto con uno sguardo rivolto al dopo. Troppa parte della campagna elettorale e della discussione politica è incentrata sulle tematiche odierne. Noi proponiamo di alzare un po' lo sguardo. Il Veneto ha delle grandi sfide epocali davanti, una sfida demografica perché andiamo verso una recessione demografica, c'è una sfida tecnologica e digitale che sta attraversando tutto il mondo del lavoro, c'è tutta la sfida della sostenibilità che riguarda non solo l'ambiente ma anche la sostenibilità sociale del futuro. Vorremmo un cambio di prospettiva e anche un cambio di metodo nell'affrontare le tematiche con un maggior coinvolgimento delle parti sociali. Secondo il sindacato, il particolare momento storico influenza non poco la campagna elettorale. Si parla molto dell'emergenza, molti provvedimenti sono stati provvedimenti che hanno tamponato problemi, secondo noi è proprio necessario invece avere una visuale di tipo strategico perché il Veneto deve affrontare questa sfida con un'ottica di cambiamento.